Sono state 3.175 nei primi 6 mesi del 2010 le richieste di aiuto economico giunte agli sportelli di microcredito e del Fondo straordinario di solidarietà per chi ha perso il lavoro delle 9 Caritas del Veneto. Il doppio rispetto al 2009, quando le domande erano state 3.047, però sui 12 mesi. E questo è il dato eclatante emerso dai dati sul welfare e la povertà di Caritas e Fondazione Zancan. Complessivamente tra il 2008 e il 2010 le Caritas hanno dato aiuti in denaro nella forma di piccoli prestiti o di contributi a fondo perduto per 5.700.000 euro. Molti stranieri ma anche numerosi italiani hanno fatto domanda di sostegno economico. Per la diocesi di Vittorio Veneto le persone che hanno chiesto aiuto sono state circa 400, 54.450 euro di prestiti concessi attraverso il microcredito sociale, ben 319.300 euro invece i prestiti e i contributi concessi con il Fondo straordinario di solidarietà. Questo dato è il terzo nelle Caritas del Veneto. Nuove povertà, esclusione sociale, interventi e presenze sul territorio sono stati i temi centrali anche dell'Assemblea diocesana delle associazioni caritative della diocesi di Vittorio Veneto, che si è svolta a Motta di Livenza lo scorso 6 novembre. Il vescovo Monsignor Pizzolo ha puntato soprattutto sulla collaborazione con le altre realtà del territorio e sull'assunzione di stili di vita incentrati sul rispetto del creato e della vita umana e soprattutto sui principi della sussidiarietà. Le persone che chiedono di accedere al fondo straordinario sono in maggioranza uomini, circa il 75%, di cui il 60% stranieri di età media di circa 41 anni. Dalle Caritas l'appello a fare rete, a fornire un accompagnamento, ma soprattutto a rendersi conto della drammaticità del momento. Siamo in un periodo di crisi, purtroppo anche i mezzi, gli aiuti sono un po' ridotti e quindi periodo di crisi, mezzi ridotti, bisogna coordinare senz'altro il lavoro, l'impegno e anche i mezzi che abbiamo. Anche a Vittorio Veneto, anche nella realtà della vostra diocesi, sono sempre di più le richieste di intervento, non solo da persone straniere ma anche da persone italiane che però non arrivano più a fine mese. Sì, come ci siamo accorti anche da alcuni dati, vediamo che a volte i dati sono quasi uguali fra italiani e stranieri di persone. E quindi è soprattutto questo che si nota adesso, che l'aiuto non è più un piccolo aiuto di cui hanno bisogno, ma sono arrivati a delle situazioni di estrema povertà per cui veramente hanno toccato il fondo dell'esistenza, della vita, ecco, e questo richiede un maggiore sforzo e impegno. Lo diceva anche Monsignor Pizzolo, è importante anche collaborare con le altre realtà del territorio, anche con gli enti locali per esempio. Sì, difatti è il nostro impegno, qualsiasi aiuto che noi diamo, prima facciamo un dialogo con gli assistenti sociali, i comuni, per vedere assieme cosa possiamo fare tutti e due, che cammino percorrere e che possibilità ci sono, ma questo per noi è una cosa essenziale. Sempre nel rispetto della dignità umana e nel far sentire l'altro accolto in primis. Per noi ogni persona umana è figlio di Dio, deve essere accolto, ascoltato e aiutato, qualsiasi sia la sua religione e la sua ideologia. La famiglia in Italia non è supportata, ecco quindi che diventa centrale il servizio anche educativo di queste realtà associative e soprattutto la capacità di fare rete tra loro. La San Vincenzo crede in questo da sempre, è di fondamentale importanza fare rete, sì, fare rete con tutte le associazioni caritative, ovviamente. Siamo in stretto collegamento con le istituzioni, quindi abbiamo convenzioni con l'ente pubblico, con i comuni, lavoriamo con le case di riposo, quindi sì, ci stiamo... Anche per i bambini stranieri per esempio. Dopo scuola per i bambini e non solo stranieri perché anche lì ci sono tanti bisogni, seguire questi bambini al pomeriggio per dare una mano e quindi stiamo attivando convenzioni con le scuole. Trovate una collaborazione appunto con le realtà istituzionali e civili? Sono ormai 20 anni che la San Vincenzo nella diocesi di Vittorio Veneto collabora con gli assistenti sociali, con gli assessori, con i comuni e con l'ente e con le case di riposo, l'ospedale. La San Vincenzo ha una convenzione anche con l'ULS 7
per operare all'interno dell'ospedale, sempre per fare animazione ovviamente, animazione e imboccamento in ospedale. È facile trovare volontari che diano una mano o anche questo è un argomento un po' ostile? Sì, concordo con quello che ha detto Don Ferruccio, il Vescovo, c'è difficoltà a trovare ricambio, però noi siamo sempre fiduciosi e quindi contiamo sui giovani, contiamo su gente nuova e ogni anno in San Vincenzo entra qualcuno di nuovo, non grandi numeri perché non vogliamo grandi numeri, ma qualcuno di nuovo c'è sempre, sì, qualcuno.